Erano gli anni 70 quando nasceva il premio Bontà Sant'Antonio. A organizzarlo da allora, fedele allo spirito con cui è nato l'Arciconfraternita del Santo, con l'obiettivo di portare esempi di bontà, altruismo, spirito di servizio. In Basilica, sabato 25 maggio, saranno premiati i due vincitori di quest'anno: Maria Parolin, conosciuta come Suor Miriam, fondatrice di Casa Priscilla, e il portinaio di Valencia, Julián García Antón. Un esempio di altruismo e servizio verso gli altri, Suor Miriam. Suor Miriam, fondatrice di Casa Priscilla, che è anche già conosciuta molto a Padova, è una suora che ha sempre donato la vita per gli altri e soprattutto per le persone più in difficoltà. E mi riferisco a mamme maltrattate, bambini orfani oppure di ragazze madri, nuclei familiari in difficoltà. A Valencia, in Spagna, Julián García Antón non ha esitato un attimo e durante un violento incendio ha salvato da morte certa decine di condomini del suo palazzo, avvisandoli uno ad uno. Durante questo incendio lui, appena visto il pericolo, si è prodigato per andare a bussare porta a porta a tutti i condomini, in tutte le famiglie, per avvisare del pericolo. Lui era preoccupatissimo soprattutto degli anziani e dei bambini. Se non ci fosse stato lui, la tragedia sarebbe stata ancora più grave. Ci sono stati purtroppo 10 vittime, ma senza di lui sarebbero state sicuramente molte di più. La serata sarà accompagnata dal concerto dell'Orchestra Giovanile Diego Valeri. Appuntamento alle 21 con ingresso gratuito fino a esaurimento posti.